L'altra volta, adesso non mi ricordo cosa c'era nelle premesse della mozione precedente, però di sicuro non aveva questo tipo di impostazione e non aveva queste premesse, tant'è vero che l'altra volta noi eravamo anche d'accordo sugli impegni e anche sul voto della mozione. Così invece come è scritta non possiamo diciamo, votare sì, anche perché richiama, ed è giusto magari richiamare gli episodi di terrorismo che si sono verificati in questi anni e quindi ricordarli, ma citare nelle premesse il fatto che ci siano possibilità di attacchi intorno ai territori regionali, quali sono, che siccome dobbiamo tutelare i nostri cittadini dobbiamo avere un atteggiamento remissivo verso dettami di carattere religioso che nulla hanno a che vedere, cioè per l'amor del cielo, adesso io capisco tutto, però ognuno è libero di professare la propria religione e se uno è di un'altra fede cattolica, di un'altra fede religiosa, dovrebbe rispettare le leggi vigenti in questa nazione al di là di quello che è il suo pensiero religioso o politico, indifferente. Quindi noi non possiamo assolutamente, viste le premesse che sono citate, anche pur concordando con l'impegno che viene richiesto, perché è ovvio che se abbiamo delle evidenze sia legislative che europee che ci dicono di in qualche maniera evitare che nei luoghi pubblici ci si presenti a volto coperto, ma non solo col burqa ma anche col casco, voglio dire, ma le premesse sono assolutamente non condivisibili, quindi non possiamo sostenere la mozione.